Se il centrodestra vince le elezioni, il terzo polo andrà all'opposizione. Lo ha detto a Rai News 24 il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Non è che siamo con la destra o la sinistra a seconda di chi vince. Se la destra vince, la destra governa e noi siamo in opposizione, ha chiarito. Da aggiungere poi che in entrambe le parti ci sono forze che si sono opposte a Mario Draghi e sono quindi incompatibili con l'agenda del terzo polo. Destra, sinistra e 5 Stelle hanno candidati che sono contro Mario Draghi. Non venite a dirci che hanno difeso Draghi. Il PD è candido con Fratoianni, il centrodestra alla Meloni, il Movimento 5 Stelle ha aperto la crisi. Siamo gli unici coerenti, siamo stati e saremo dalla parte dell'agenda di Draghi. Gli altri sono tutti chiacchieroni e distintivi, ha aggiunto. L'iniziativa Azione Italia Viva, nata in vista del 25 settembre, non è un semplice accordo elettorale, ha proseguito l'ex presidente del Consiglio, ma rappresenta un progetto politico comune. Il leader dell'alleanza, Carlo Calenda, fu subito d'accordo. Che ha anche rimarcato a Sky TG24, sono pienamente d'accordo con Renzi sul futuro comune di Azione Italia Viva. Nell'accordo elettorale ci siamo impegnati a formare i gruppi comuni. Oltre a tutto noi siamo l'unica coalizione che sta insieme anche in Europa, le altre invece hanno una casa europea diversa. Il nostro gioco si gioca nella rappresentanza proporzionale del Senato e nella capacità di attirare voti moderati e riformisti di coloro che vogliono portare avanti l'agenda di Draghi e credono che ciò che è accaduto segni il momento in cui la Seconda Repubblica finisce. Domani Azione e Italia Viva presenteranno il loro piano congiunto alle elezioni del 25 settembre. Intanto Renzi ha annunciato che una proposta sarebbe la proposta del cosiddetto Sindaco d'Italia, sistema presidenziale. Preferisco l'elezione diretta del primo ministro perché, a mio parere, la scelta dei cittadini è corretta. Sogno un meccanismo semplice come il Sindaco d'Italia. Chiunque ascolti sa che quando si vota per il sindaco è facile, poi magari si perde. Questo meccanismo è democratico e funziona, ha detto. Questo non vuol dire se siamo di sinistra o di destra, dipende da chi vince. Se vince la destra, governa la destra e noi ci opponiamo, ha detto Matteo Renzi. Grazie per aver guardato questo video, condividi, metti mi piace e commenta. Iscriviti per altri video. Grazie.